Intanto vi saluto, buongiorno a tutti. Allora, con questo webinar è dedicato alla responsabilità delle imprese per la violazione dei dati personali. Quindi vedremo in modo breve, in questa oretta, le principali norme che disciplinano le responsabilità sotto diversi aspetti delle imprese e degli enti in relazione a questo particolare aspetto che sono le violazioni dei dati personali. Ho preparato delle slide per rendere un po' più vivace la presentazione. Adesso le proietto. E comincio anche con la mia presentazione. Voi mi conoscete, insomma, sono, anche chi ha seguito gli altri webinar, sono Francesco Foltran, sono avvocato, lavoro presso lo studio BMA di Treviso e all'interno dello studio faccio parte del gruppo che si occupa di temi legati al commercio elettronico, all'economia digitale e alla protezione dei dati. In questo ruolo faccio anche il Data Protection Officer, quindi il responsabile della protezione dei dati in alcuni enti, diciamo consulenza anche per enti privati, in materia di protezione dei dati personali e di compliance rispetto al regolamento generale per la protezione dei dati europeo e collaboro anche con un magazine online, Smartius, che è un magazine che ha lo scopo di divulgare, quindi un taglio molto divulgativo, con riferimento ai temi dell'industria 4.0, del digitale. Quindi lo consiglio come fonte di approfondimento, ecco perché alcuni dei temi che tratteremo questa mattina sono stati affrontati anche in qualche articolo a firma mia, quindi se c'è qualcosa che vi interessa e volete approfondire, magari potete partire da là e seguire poi i collegamenti, le fonti che citiamo sempre nei nostri articoli. Un breve sommario di quello che vedremo oggi è riepilogato in questa slide, quindi vorrei partire dalla definizione di violazione dei dati personali, quindi capire bene di cosa stiamo parlando quando parliamo di questa violazione dei dati personali, capire come una violazione va gestita, quindi quali sono le regole giuridiche che devono essere rispettate quando si verifica una violazione dei dati personali, regole sulla prevenzione, quindi come la legge disciplina le misure che devono essere adottate per prevenire le violazioni di dati personali. Non starò molto sul giuridico e poco sul tecnico, perché penso che in questo ciclo di eventi ci siano anche figure molto più accreditate di me che possono darvi poi dei consigli specifici sulle misure tecniche che possono essere adottate nel concreto, e poi vedremo quindi in concreto e nel dettaglio le responsabilità per violazioni di dati personali sotto l'aspetto sociale e reputazionale, perché credo che anche questo sia un tema da controllare, anche se non è strettamente giuridico, ma è comunque un tema rilevante. La responsabilità amministrativa, derivante dunque dalle sanzioni che può applicare il garante, la responsabilità civile, risarcitoria, quindi nei confronti degli interessati che subiscono un danno per violazione dei dati personali, e la responsabilità penale, oggi forse residuale, ma comunque ancora prevista nel nostro ordinamento, e quindi vale la pena farci due parole. Quindi, anzitutto, cerchiamo di capire che cos'è una violazione dei dati personali. Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali contiene una definizione molto precisa. Si considera violazione di dati personali o di dati una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Cioè, ogni entità giuridica, ogni impresa tratta nella sua attività quotidiana dei dati personali, e in questa veste può essere titolare del trattamento quando lo fa nell'interesse proprio con determinazione dei mezzi e delle finalità in proprio, oppure può farlo anche per conto di terzi in qualità di responsabile del trattamento, quando un altro soggetto affida l'esecuzione di certi trattamenti. No? Pensiamo a certe società di servizi che fanno delle operazioni sui dati di un'altra impresa e in questo modo trattano i dati di altre imprese in qualità di responsabili del trattamento.
Questi dati sono trattati e devono essere conservati e trattati secondo principi e regole stabilite dalla legge. In particolare, queste regole impongono che i dati siano mantenuti sempre disponibili, quindi il titolare o il responsabile devono sempre potervi accedere per effettuare i trattamenti necessari, devono essere mantenuti integri, quindi sempre esatti, devono essere mantenuti correttamente per evitare che vengano alterati e che quindi i trattamenti possano portare a dei risultati diversi da quelli che si sarebbero ottenuti trattando dati corretti, e devono essere mantenuti confidenziali, riservati, cioè non devono essere divulgati a persone diverse da quelle che li devono trattare o verso le quali è previsto che siano comunicati. Quindi ogni volta che c'è una violazione di questi principi, un evento che incide negativamente sulla disponibilità dei dati, rendendoli inaccessibili, sulla integrità dei dati, alterandoli, modificandoli in modo non controllato, o della confidenzialità, cioè permettendo a persone non autorizzate di accedere ai dati trattati, ecco, questa è tecnicamente una violazione dei dati. Può essere, secondo la norma, sia accidentale, quindi può essere determinata da una condotta, da un comportamento non volontario, da un evento anche fortuito, che però ha questo effetto, quindi non volontario, oppure può essere causata da un atto illecito. Un illecito che può anche essere un illecito di terzi, quindi una violazione che deriva ad esempio da un furto di dati dovuto a un'azione illecita da parte di persone terze, oppure può essere anche un illecito fatto dal titolare stesso, che magari trattando in modo illecito i dati determina una di queste compromissioni, di questi principi. Quindi, quali sono esempi in concreto di violazioni di dati personali? Per esempio, un incendio che distrugge il data center nel quale stiamo conservando i nostri dati. La foto che ho messo nella slide è la foto dell'incendio, una delle data farm di OVH, che è un fornitore di servizi cloud francese, che si è verificato qualche mese fa. Ecco, in quel caso sono stati materialmente distrutti i sistemi informatici nei quali si erano conservati i dati di diverse decine, anche centinaia di entità, di imprese, di altri soggetti. In questi casi appunto VH è responsabile e conserva i dati per conto di terze parti. E quindi questa perdita, ipotizzando che magari lì ci fosse l'unica copia dei dati, è una perdita che riguarda la disponibilità del dato. Ma anche se l'incendio avesse colpito un solo data center di AVH e avesse causato una indisponibilità temporanea, perché magari c'era una copia di sicurezza, c'era un sistema di disaster recovery che avrebbe permesso l'attivazione in tempi brevi di una versione di backup dei dati in un altro data center, ecco, la violazione, anche solo temporanea, quindi la mancanza temporanea della disponibilità dei dati, è comunque una violazione che determina affligge la disponibilità dei dati, anche se solo temporaneamente. Un altro caso classico, che si verifica ormai sempre più spesso e di cui i giornali danno sempre più spesso notizie, è l'attacco ransomware. Quindi un attacco che porta all'installazione nei dispositivi, nei sistemi informatici di un titolare di un particolare software maligno che ha l'effetto di cifrare tutti i dati e quindi renderli indisponibili al titolare stesso. No? Se non paga il riscatto che viene chiesto dai criminali che hanno installato il ransomware, i dati non possono più essere recuperati. Ma gli attacchi ransomware magari oggi possono avere anche delle ulteriori code, per esempio, prima di cifrare i dati, sempre più spesso gli attaccanti rubano anche una copia. Rubano una copia e dicono al titolare: guarda che se non mi paghi, questi dati finiscono sul dark web, su siti un po' nascosti, e anche questa è una lesione della confidenzialità. La pubblicazione dei dati sul dark web è appunto una violazione della confidenzialità dei dati. Ancora, magari sembra più banale, ma capita spesso ed è considerata una violazione in senso tecnico anche l'invio di una notifica, di un messaggio di posta elettronica al destinatario sbagliato. Anche in quel caso c'è una violazione della confidenzialità perché
chi riceve i dati, chi li acquisisce, non è la persona alla quale dovranno essere comunicati. Quindi c'è una comunicazione non prevista che costituisce appunto un modo per mettere a conoscenza di una persona non autorizzata a prendere visione di quei dati, di documenti, di informazioni che possono avere anche particolari, possono essere anche dati particolari, quindi possono riguardare anche informazioni sulla salute degli interessati o possono riguardare dati finanziari o comunque essere particolarmente delicati per le persone. E una sottospecie di questa violazione è la violazione, diciamo, che consiste nell'invio in copia conoscenza, in CC, di un messaggio di posta elettronica che consente o rivela informazioni particolarmente sensibili, anziché in copia carbone nascosta. Cioè quando invio una mail massiva e anziché inviare il messaggio in copia carbone nascosta, quindi non facendo vedere agli altri destinatari quali sono le persone alle quali quel messaggio è stato ricevuto, creo una violazione della confidenzialità perché ogni destinatario, ogni persona che riceve il messaggio sa a chi altri è stato mandato quel messaggio. E quindi magari se quel messaggio è un messaggio particolarmente delicato, pensiamo ad esempio, l'esempio classico che viene fatto anche nelle linee guida dei garanti europei è lo psichiatra che manda una circolare a tutti i suoi pazienti, magari per informarli di una nuova terapia per una patologia psichiatrica particolarmente grave. La manda ai suoi pazienti che sono afflitti da quella patologia, beh, se il messaggio è mandato in copia carbone, non in copia carbone nascosta, ecco, tutti gli altri pazienti conoscono che sono gli altri pazienti del dottore che hanno la loro stessa patologia e così indirettamente viene rivelato un dato particolare relativo alla salute dei destinatari. E su questo torneremo perché non è così, diciamo così infrequente, così scolastica e soprattutto non è così priva di conseguenze. Come si gestiscono le violazioni dei dati personali? Ce lo dice l'articolo 33 del GDPR sotto il profilo giuridico. Entro 72 ore da quando il titolare viene a conoscenza della violazione, in realtà senza un giustificato di dato, comunque entro 72 ore, deve il titolare capire se deve fare la notifica della violazione al garante. Cioè deve valutare se quella violazione ha una gravità tale da poter determinare una violazione un rischio per i diritti e le libertà degli interessati e deve capire se è improbabile che ciò avvenga, quindi se sulla base di parametri oggettivi, di valutazioni oggettive e ragionevoli, la violazione in realtà non ha particolari conseguenze, allora può evitare di notificarlo al garante e dovrà solo documentarlo. Altrimenti, se la cosa non è così improbabile, è tenuto per legge a notificare al garante la violazione. L'esempio che vi porto è lo smarrimento di un supporto di memorizzazione cifrato. Perdo una chiavetta contenente l'anagrafica di tutti i miei clienti, quella è tecnicamente una violazione perché c'è il rischio concreto che una persona estranea prenda la chiavetta, la metta nel computer e prenda visione di tutta la mia banca dati di clienti con nominativi, indirizzi, magari anche informazioni più delicate, non so, informazioni finanziarie e altre cose di questo genere. Se però il supporto è un supporto cifrato, quindi è improbabile che qualcuno, non conoscendo la chiave di decrittazione, la password della chiavetta, possa accedere ai contenuti, allora la violazione non è una violazione che porta con probabilità a una lesione della confidenzialità, cioè è improbabile che questo avvenga, è probabile che gli interessati subiscano una lesione dei loro diritti o libertà e quindi posso evitare di notificarlo al garante e dovrò soltanto documentarlo nel mio registro delle violazioni interno per tener conto che c'è stata questa violazione e soprattutto dovrò documentare anche come inteso evitare che questa cosa si ripetesse in futuro. C'è un servizio che offre il garante per la protezione dei dati personali che permette sia di effettuare delle valutazioni online sulla necessità di effettuare le notifiche, sia di presentare il modulo per la notifica al garante. Quindi si fa oggi tutto molto velocemente e potrei dire quasi facilmente, in realtà insomma, sono molti passaggi, sono molte informazioni che devono essere fornite
e magari non si conoscono tutte subito, e quindi il regolamento permette anche di fare delle notifiche preliminari, quindi notifiche parziali. È avvenuta questa violazione, stiamo approfondendo quali sono state in dettagli quali sono le sue conseguenze, e poi fare completare la dichiarazione una volta che sia definito il quadro della violazione. Ma un altro aspetto che bisogna considerare è che se la violazione è particolarmente grave, quindi quando sia in realtà molto probabile che ci sia un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, quindi che da quella violazione derivi molto facilmente un rischio per gli interessati stessi, magari un furto di identità, magari il furto delle credenziali o di accesso a un servizio, oppure il furto dei dati delle carte di credito. Ecco, se ho subito questo furto dei dati ed è probabile che i criminali usino i dati che mi hanno rubato per non so, fare dei pagamenti con i mezzi, con le carte di credito, cui i dati sono stati sottratti, allora come titolare avrò il dovere di comunicare subito agli interessati l'avvenuta violazione, informandoli dei rischi e invitandoli ad adottare delle misure anche correttive, se non riesco a farlo io personalmente. Ed è importante, e questo ce lo dice l'articolo 34, che la comunicazione agli interessati avvenga con un linguaggio semplice e chiaro sulla natura della violazione e sui rischi che si determinano dalla violazione. Cioè, non posso cercare di nascondermi dietro un linguaggio un po' oscuro, un po' burocratico, legale, per, come dire, soddisfare questo obbligo normativo, ma non facendo capire completamente agli interessati quali sono le conseguenze di questa violazione, perché altrimenti la funzione della comunicazione perde totalmente, no? Viene totalmente meno. È importante quindi che chi scrive le comunicazioni di violazioni lo faccia avendo sempre riguardo questa necessità. La comunicazione ha lo scopo di informare gli interessati, che possono essere persone anche non molto competenti o molto informate in materia di violazioni di dati personali o in materia di gestione dei dati, possono non essere magari pienamente consapevoli di quello che può avvenire a causa di una violazione di dati personali, e bisogna spiegarglielo, bisogna fargli capire che è richiesto anche da parte loro magari un qualche sforzo per prevenire, per evitare che si verifichino danni a causa della violazione, che subiscano loro stessi un pregiudizio a causa della violazione. Per prevenire le violazioni di dati personali, naturalmente il regolamento non può scrivere un decalogo puntuale precisissimo, ma il regolamento dà degli indirizzi, dà dei principi, dà quindi delle indicazioni ai titolari e ai responsabili che devono poi essere messe in concreto, in pratica in concreto, nella specifica realtà del titolare, quindi in base all'organizzazione aziendale del titolare dovranno essere adottate delle misure adeguate. Troviamo questi riferimenti, per esempio, nell'articolo 24 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che è rubricato obblighi del titolare. Lo vedremo meglio poi, per esempio, nel webinar dedicato alla sicurezza informatica, questo articolo, ma appunto questo articolo dice in modo espresso che il titolare è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la conformità dei trattamenti alle norme del regolamento. Le norme del regolamento, che lo vedremo, prevedono anche un principio di trattamento in modo di assicurare la confidenzialità dei dati, ad esempio. Un trattamento che avvenga con misure di sicurezza adeguate per evitare appunto che si verifichino violazioni di dati personali. Quindi c'è un obbligo costante di predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate, misure che devono essere, vedete, anche aggiornate periodicamente, perché le circostanze cambiano, i mezzi tecnologici cambiano, i rischi cambiano nel corso del tempo, ed è importante che le misure organizzative seguano l'evolversi del contesto.
oltre a misure tecniche organizzative, quindi misure tecniche, misure che vedremo anche sui sistemi informativi o su altri aspetti dell'organizzazione del titolare, sono previste anche misure organizzative, quindi anche l'organizzazione dei trattamenti, come viene distribuito il lavoro, ad esempio, come vengono istruite le persone che effettuano materialmente certe attività che sono trattamenti dei dati, sono importanti e rilevanti ai sensi del GDPR. E quindi anche non so, il modo in cui io dico ai miei dipendenti di lavorare sui dispositivi informatici, le regole che predispongo per l'utilizzo di certi apparecchiatori che trattano dati, ecco, sono misure organizzative che sono rilevanti ai fini della compliance al regolamento sulla protezione dei dati personali. Oltre a misure tecniche organizzative, il titolare può, ad esempio, fare delle policy interne, quindi politiche più ampie, magari predisponendo anche dei documenti che le documentano, appunto, che le attestano e le provano, e il titolare può anche aderire a dei codici di condotta approvati quindi da organizzazioni anche settoriali che danno delle regole uniformi di comportamento che, se seguite, che sono idonee a prevenire parte dei rischi, quindi presidiano in termini generali alcuni dei rischi più diffusi in un determinato settore. Naturalmente il codice di condotta non sarà un regolamento puntuale specifico, resta sempre poi la necessità di adattarlo nella realtà del titolare. E poi c'è la possibilità di aderire a un meccanismo di certificazione, cioè di vedere certificati alcuni processi da parte di enti accreditati che possono dimostrare che un certo processo, una certa attività di trattamento, non so, i sistemi utilizzati dal titolare oppure i processi interni seguiti dal titolare per il trattamento dei dati siano conformi a determinati standard qualitativi e quindi che riducano anche lì i rischi di violazione e aumentino la conformità al regolamento e quindi utilizzati come elemento per dimostrare che il titolare rispetta gli obblighi che vengono dal regolamento. L'articolo 32 del GDPR riguarda le misure di sicurezza e anche qui, ancora di più, più nel dettaglio, il regolamento dice che il titolare deve adottare delle misure tecniche organizzative per evitare che si verifichino violazioni di dati personali. Quindi il 32 costituisce un po' una specificazione dell'articolo 24, specialmente rivolto alla prevenzione delle violazioni di dati personali. E anche qui non esiste un elenco specifico e puntuale di misure. Il regolamento dice che il titolare deve valutare lo stato dell'arte, deve valutare che trattamenti fa, deve valutare quanto costa implementare certe misure di sicurezza, facendo un bilanciamento tra quello che si può permettere e il livello di rischio e le ripercussioni magari sugli interessati di certe violazioni, e deve appunto adottare misure tecniche e organizzative adeguate. Adeguatezza che dovrà essere documentata, valutata, documentata, e adeguatezza che poi viene messa alla prova in realtà nel caso in cui si verifichi effettivamente un incidente, per capire se era davvero adeguata o non lo era e l'ho indubbiamente ritenuta come una misura adeguata. L'articolo 32 fa poi una lista di categorie di misure, una lista esemplificativa che ci permette di individuare quali possono essere le misure che possono essere messe in atto. Per esempio la cifratura dei dati, che è considerata una misura molto efficace per proteggere i dati da accessi non autorizzati. Per esempio la capacità di resilienza dei sistemi, quindi di adattarsi a particolari contesti, magari rispondere a attacchi che provengono dall'esterno, la capacità di ripristinare la disponibilità nel caso di incidente, quindi classicamente i sistemi di disaster recovery, di ridondanza dei sistemi, no? Avere un sistema pronto a riaccendersi se quello principale viene meno improvvisamente. E poi prevede il regolamento tra le misure che dovrebbero essere valutate, che sono opportune per prevenire le violazioni, anche l'effettuazione di verifiche periodiche di efficacia delle misure
e quindi un costante monitoraggio dell'organizzazione e dei sistemi per capire se le misure sono adeguate o meno. Infine vi cito anche l'articolo 5 del regolamento, perché detta i principi applicabili al trattamento e in particolare di questo articolo mi interessa l'articolo 5, l'articolo 5 paragrafo 1 lettera F, cioè la norma che detta un principio di integrità e riservatezza. Il regolamento, nell'indicare i principi generali applicabili al trattamento dei personali, dice che i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati e illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale. Quindi anche qui sicurezza e adeguate misure tecniche, quindi misure che prevengono le violazioni dei dati personali, sono un principio generale a cui bisogna conformarsi nell'effettuare trattamenti di dati personali. Lo cito perché questo articolo è molto importante poi per capire, quando parliamo di responsabilità, quali sono le sanzioni e quali sono i riferimenti normativi che portano alla responsabilità del titolare. E su questo infatti arrivo. La responsabilità del titolare, abbiamo visto, può essere una responsabilità che va sotto diverse voci. Cioè, la violazione dei dati personali può avere ripercussioni sotto aspetti molto diversi anche in capo al titolare. Perché? Perché appunto il titolare, o responsabile se tratta di dati per conto del titolare, è giuridicamente obbligato a impedire che si verifichino violazioni dei dati personali, adottando tutte le misure che sono necessarie e adeguate. Se non lo fa, anzitutto si trova esposto ad un rischio reputazionale, una responsabilità professionale e reputazionale. Potremmo dire una responsabilità sociale. Ho fatto qualche esempio in questa slide, per esempio, appunto vi ho inserito qualche immagine pubblicata su internet in occasione del data breach che ha coinvolto l'operatore telefonico Mobile. È stata una violazione che si è verificata l'anno scorso. Si è scoperto che un database contenente molte informazioni sui clienti, quindi l'anagrafica si completa, nome, cognome, indirizzo, codice seriale della SIM, era stata rubata e pubblicata sul dark web. E appunto la cosa non era così banale, perché avere nome, cognome, indirizzo, dati molto dati identificativi del titolare della linea, avere il codice seriale della SIM permetteva per esempio a un malintenzionato di rubare il numero di telefono con un attacco cosiddetto di SIM swap e magari utilizzare il numero di telefono per ricevere le password temporanee necessarie per effettuare disposizioni, ad esempio disposizioni di pagamento sugli banking. Un attacco ben articolato ha potuto sfruttare questa cosa e quindi causare un rischio, un pericolo, causare un danno molto rilevante per l'interessato, quindi costituire un rischio molto rilevante questa violazione per gli interessati. Appunto, della notizia era stata ripresa da molte testate, era stata quindi, come dire, aveva avuto una certa risonanza e aveva portato anche un po' a una presa in giro di O-Mobile, che presa in giro che poi si è anche, come dire, accentuata quando O-Mobile ha provato a fare la comunicazione degli interessati e molto maldestramente ha cercato un po' di nascondere le proprie colpe, dando un po' colpa alla pandemia, dicendo che in questi periodi di pandemia sono aumentati gli attacchi, siamo rimasti anche noi vittime, insomma, con una comunicazione non proprio trasparente e non del tutto conforme ai principi che invece avrebbero dovuto animarli in base al regolamento. Un'altra violazione della quale c'è stata data notizia qualche mese fa era quella di Aruba. Aruba ha scoperto una violazione dei dati personali, un accesso non autorizzato ai sistemi e vedete ha dovuto comunicarlo a tutti i suoi utenti. I dati personali appunto erano rilevanti, anche qui capite Aruba che subisce una violazione dei dati personali non è una notizia da poco, soprattutto chi usa Aruba magari per
servizi professionali, immaginiamo chi ha la PEC Soruba, chi ha la firma digitale, chi ha una certa dipendenza anche da Ruba, potrebbe dire: ma questo fornitore è affidabile oppure no? Io che ho il sito Soruba, posso continuare a fidarmi oppure no? Ecco, sono quindi ripercussioni, impatti della violazione che non sono, diciamo, diretti nei confronti degli integrati, ma sono diretti al titolare, e di questa sua incapacità di impedire le violazioni risponde in termini sociali, cioè risponde in termini di affidabilità e presenza, quindi immagine sul mercato. E poi immaginate un ufficio, una piccola attività che deve chiudere qualche giorno perché ha un ransomware e ha tutti i sistemi bloccati, anche lì una chiusura improvvisa, motivata oppure motivata da un attacco hacker, insomma, sempre più è qualcosa che incide negativamente sulla reputazione dell'operatore. Ma al di là di questa responsabilità cosiddetta sociale, quindi più generica, c'è poi una responsabilità molto concreta, misurabile in euro, che deriva dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento per la violazione delle regole sul trattamento dei dati personali. E anche qui il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 83 del Regolamento Generale della Protezione dei Dati Personali è differenziato. In particolare, se leggiamo la norma, vediamo che ci sono delle sanzioni fino a 10 milioni di euro, o il 2% del fatturato globale, per la violazione di alcuni articoli, tra i quali vediamo anche gli articoli 25 e 39 del GDPR. Quindi immaginiamo, non so, il 39, 25 e 39 compreso il 32, misure tecniche, quello che abbiamo visto prima. Quindi potremmo dire, magari, se io ho adottato misure tecniche insufficienti, potrei dire, beh, sono passibili di una sanzione fino a 10 milioni di euro, chiaramente 10 milioni è il tetto massimo, va valutato poi tutto in base effettivamente alla violazione, alla gravità, al titolare, ma potrei cavarmela, tra virgolette, con questa sanzione. Ma dobbiamo tenere presente che in realtà il GDPR prevede anche un altro tetto sanzionatorio, quindi un'altra norma che commina delle sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro, 4% del fatturato globale, per la violazione di altre norme, in particolare per la violazione dei principi base del trattamento, tra cui la norma dell'articolo 5 del GDPR. Ecco, volevo sottolineare appunto, è previsto l'articolo 5 del GDPR, e quindi la violazione dell'articolo 5 porta alle sanzioni più elevate. E effettivamente quando andiamo a parlare di violazioni di dati personali, quando immaginiamo qual è la norma violata e qual è la responsabilità, non dobbiamo fermarci al solo aspetto delle violazioni tecniche. Perché? Perché si assiste ad una interpretazione molto più ampia da parte delle autorità amministrative, che invece considerano quella una violazione dei principi generali. Se io fallisco nell'impedire le violazioni e quindi non tratto in modo sicuro i dati personali, sto violando la regola generale, il principio generale definito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera F. E vi ho portato due esempi, uno molto recente, è un'ordinanza ingiunzione del 16 settembre 2021 che è stata emessa dal garante italiano nei confronti di una clinica. Che cosa era successo? Era successo che nell'ambito di tutte le attività molto confuse, molto convulse che sono state fatte durante la pandemia, è stato inviato un questionario a tutti i pazienti afflitti da HIV relativamente alle loro condizioni di salute, anche in relazione all'emergenza Covid-19. Erano state inviate a 1600 persone, mi pare, questi messaggi, e inviati a blocchi di 100 destinatari circa. Manualmente, quindi senza mezzi particolarmente sofisticati, ecco, nell'inviare questi messaggi 1400 indirizzi erano stati inseriti in copia carbone nascosta, ma circa 100 indirizzi erano stati inseriti nel blocco copia carbone. E quindi, come dicevamo prima, tutti i destinatari di quel messaggio hanno potuto conoscere gli indirizzi di almeno altre 99 persone che, come loro, erano
positive e quindi soffrivano di questa condizione particolarmente delicata e loro stessi, il loro stesso indirizzo email era conosciuto da tutti gli altri destinatari e gli altri quindi sapevano che loro erano positivi. Ecco, questa è tecnicamente una violazione di dati personali e la clinica ha correttamente notificato la violazione al garante ritenendo che non fosse così improbabile che ci fosse un pregiudizio per i diritti e le libertà degli interessati. Pensate solo chi conosce lo stato di seropositività magari può porre in essere delle condotte discriminatorie nei confronti della persona. Ecco, per questo il garante ha ravvisato la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera F e ha condannato il titolare al pagamento di una sanzione, in quel caso misurata in 20.000 euro. Tenuta la gravità della violazione, ritenute le circostanze, la portata, quella è stata la sanzione ritenuta adeguata. Nello stesso senso, un altro provvedimento che c'è stato recentemente, che ha riguardato proprio la responsabilità del titolare in relazione a violazioni di dati personali, era quello del provvedimento adottato dall'autorità inglese nei confronti del British Airways. Il caso era molto interessante, per questo ve l'ho riportato. Sostanzialmente British Airways a un certo momento ha scoperto che qualcuno era entrato nei suoi sistemi informatici e aveva alterato il sito internet della società. Nella pagina di prenotazione aveva inserito un script maligno per cui i numeri di carta di credito, i codici dispositivi, il CVV delle carte di credito utilizzate per prenotare i voli venivano raccolte e potevano essere quindi utilizzate dai criminali per effettuare operazioni di pagamento non autorizzate. Quindi capite, gli interessati avevano legittimamente acquistavano su questo sito che ritenevano affidabile, perché una compagnia aerea così grande tendenzialmente ispira fiducia, quindi non porta particolari remore nell'inserire nel loro sito il numero di carta di credito e tutti i dati, ecco, però quei dati venivano copiati e rubati in tempo reale. Anche in questo caso l'autorità ha ritenuto che ci fosse una violazione dell'articolo 5 del GDPR, perché anche in questo caso nel realizzare i propri sistemi, nel realizzare il proprio sito, il titolare non aveva adottato misure totalmente conformi ai principi generali in materia di trattamenti di dati personali. Lì la sanzione è stata particolarmente elevata perché è stata quantificata in 20 milioni di sterline, cioè è stato superato il tetto dei 20 milioni di euro e si è andati sull'ulteriore tetto del 4% del fatturato globale, se è superiore appunto, e quindi è particolarmente afflittiva insomma, per anche le circostanze della violazione, il tempo che era durata e gli effettivi effetti negativi sugli interessati. Però la responsabilità in questi casi può essere anche una responsabilità sotto altri aspetti legati alla tutela dei consumatori. Cioè esiste un dibattito adesso sul fatto che certe violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali possono essere anche un illecito sotto il profilo del diritto dei consumatori, quindi dell'obbligo per il professionista di porre in essere pratiche commerciali corrette, quindi divieto di pratiche commerciali sleali o ingannevoli. Questo oggi è stato declinato soprattutto in tema di omissione di informazioni oppure applicazioni di sistemi di trattamento che portano ad esempio un uso non conforme al regolamento dei dati personali da parte del titolare. Non è ancora stato pensato in termini di violazioni di dati personali, però potremmo anche pensare che una organizzazione del tutto inadeguata, magari anche nascosta dietro un'applicazione aziendale ingannevole, quindi far credere al consumatore che i dati siano trattati in modo sicurissimo, cifrati, conservati in Svizzera e blindati, e magari invece questo non è vero, e magari nel caso in cui si verifica una violazione ci sia appunto un'effettiva evidenza della
falsità delle dichiarazioni del professionista, ecco, magari potremmo pensare che dia luogo un domani anche a contestazioni sotto questo profilo. È un po' una suggestione che vi do. Così come vi do un'altra suggestione, cioè nel caso di titolari di imprese che siano enti, società controllate o siano enti pubblici, quindi comunque rientranti nel perimetro delle amministrazioni per cui esiste la giurisdizione della Corte dei Conti, ecco, la responsabilità per la violazione dei dati personali può tradursi anche in una responsabilità contabile dei singoli funzionari, dei singoli dipendenti in queste amministrazioni, che potrebbero essere chiamati a rispondere del danno causato all'amministrazione, ad esempio per le sanzioni pagate oppure per i risarcimenti pagati agli interessati a causa della violazione. In questo senso c'è già qualche sentenza della Corte dei Conti che ha affermato questo principio. Al di là della responsabilità amministrativa, poi, esiste anche una responsabilità civile, cioè il titolare del trattamento è comunque soggetto che pone in essere delle attività nei confronti degli interessati e queste attività possono essere anche, possono appunto riguardare anche attività, trattamenti di dati delicati, possono essere quindi foriere di danni per gli interessati. Immaginiamo che ci sia un titolare che tratta dati particolarmente delicati, una banca, un istituto o anche un negoziante, forse quando tratta dati, ad esempio, relativi ai dati finanziari. No? Facevamo l'esempio prima del numero di carta di credito e dei codici dispositivi. Ecco, se dalla violazione che i dati personali subiscono e quindi i dati personali del titolare, trattati dal titolare, si determina una lesione, un danno per l'interessato, ecco che l'articolo 82 del GDPR afferma espressamente che chi subisce questo danno può chiedere al titolare del trattamento o al responsabile un risarcimento del danno subito. Come viene disciplinata questa cosa? Vediamo che la norma è abbastanza ampia e non pone particolari condizioni. Dice chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione delle norme del regolamento ha diritto a ottenere il risarcimento. Quindi, quali sono gli elementi costitutivi? Deve esserci un danno, che può essere un danno sia materiale, quindi sia alla sfera patrimoniale dell'interessato, che immateriale. Reputazione, beni, dignità personale, decoro personale, diritti della personalità, l'immagine. Ecco, se questi elementi sono violati, se questi beni giuridici sono violati, ecco, e lesi, ecco che del danno che viene causato, il titolare deve rispondere pagando un risarcimento all'interessato. E questa responsabilità è una responsabilità molto molto forte, perché il paragrafo 3 dell'articolo 82 dice che il titolare del trattamento responsabile non sono, come dire, considerati tenuti a pagamento di risarcimento, quindi sono esonerati dalla responsabilità soltanto se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Cioè è richiesto che provino in modo molto rigoroso che non solo hanno messo in atto tutte le misure tecniche che potevano generalmente aspettarsi, ma appunto che l'evento non gli è proprio in alcun modo imputabile, è una prova quasi, come si dice in gergo, diabolica, no? Come faccio a dimostrarlo? È molto molto difficile e in questo senso quindi soltanto casi fortuiti forse sono in grado di essere provati, quindi di mandare esenti i titolari responsabili della responsabilità risarcitoria. Posso pensare, no, se dico un terremoto mi ha distrutto i sistemi, no? È arrivato un terremoto e ha raso al suolo la città dove aveva sede l'impresa, quindi compresi i server e gli archivi, e
Quindi non potrei dire è un caso fortuito, è un disastro, una calamità naturale, che cosa ne posso? Potrebbero dirmi no, ma in realtà non hai adottato una misura di sicurezza banale che era quella di farti un backup a distanza, in modo tale che in caso di evento calamitoso ci fosse una copia dei dati situati in un luogo sufficientemente distante dal posto in cui sono conservata la copia principale e quindi probabilmente, per probabilità, a eventi catastrofici, ecco, che distruggono intere regioni, ecco, tu potevi comunque recuperare i dati e avresti potuto quindi mantenerne la disponibilità. Quindi anche in questo caso non sarebbe sufficiente dire un terremoto è un caso del tutto indipendente dalla mia volontà, che magari in altri casi invece basterebbe a esonerarmi dalla responsabilità. In questo caso devo dimostrare che non è in alcun modo a me imputabile, che non c'era effettivamente nessun modo per me per impedire questo danno. Le azioni legali, prosegue l'articolo 6, l'articolo 82, paragrafo 6, sono promosse davanti alle autorità nazionali competenti in base al diritto dello Stato membro e quindi regolate dal diritto processuale nazionale. Per esempio in Italia esiste il decreto legislativo 150 del 2011 che ha modificato le norme, oggi sono state recepite anche nel codice della privacy e la competenza appunto del tribunale, c'è un rito particolare molto veloce per il rito del lavoro per le cause che riguardano il trattamento di dati personali. C'è però appunto un elemento che dobbiamo precisare quando parliamo di risarcimento del danno, che non tutte le violazioni di dati personali portano materialmente a un danno per l'interessato. Cioè non è sufficiente che chi subisce la violazione, l'interessato, dica i miei dati sono finiti sul dark web o i miei dati sono stati persi dal titolare e questo solo basta a darmi il diritto a chiedere un risarcimento. In realtà chi agisce per chiedere il risarcimento del danno deve provare che ha subito effettivamente un pregiudizio alla propria materiale o immateriale, cioè che effettivamente ha subito una lesione da questa violazione. Non è sufficiente dire il titolare ha pubblicato le mie foto, io non volevo e quindi è stata lesa la mia dignità personale. No, bisogna valutare se in concreto ci sono dei pregiudizi apprezzabili giuridicamente che danno diritto a un risarcimento. E poi naturalmente va dimostrato che il danno è collegato casualmente alla violazione dei dati personali, questo con un giudizio eventualmente probabilistico da parte del giudice. Per esempio, nel caso della violazione di dati subita da British Airways, se il cliente che ha comprato un biglietto aereo sul sito di British Airways subisce poi subisce il furto dei dati della carta di credito e subisce degli addebiti non autorizzati sulla propria carta di credito. Come potrà provare che effettivamente la violazione, il danno che ha subito, l'uso della carta di credito è collegato a quella violazione? Perché magari se io fossi avvocato di British Airways, magari proverei a dire anzitutto guarda, in realtà tu con la tua carta di credito la usi in N-City, come si fa a dire che i criminali hanno sottratto i tuoi dati, una carta di credito, utilizzando l'esploit che c'era sul mio sito. Magari in realtà i dati della carta di credito li hai messi anche su un sito farlocco che vendeva oggetti contraffatti, cosa ne so io, perché dai la colpa a me? Come puoi provare che sia mia la colpa? Quello è un tema effettivamente delicato. Credo che in questi casi il giudice sia chiamato a fare un po' una valutazione probabilistica, in qualche modo, cioè a verificare se effettivamente è probabile, più probabile che la violazione del sistema della British Airways sia la causa del furto dei dati della carta di credito, magari valutando una serie di elementi, circostanze di contorno, anche non so,
quanto vicino è stato l'uso illecito rispetto alla violazione nel sito di British Airways, quanto da dove provenivano i criminali, se provenivano dalla stessa regione di quelli che si è scoperto avevano attaccato il sito, insomma tutta una serie di elementi che possono in qualche modo contribuire a collegare il danno a quella specifica violazione di dati personali. Un altro caso, per esempio, è quello del cliente che subisce una violazione della confidenzialità dei dati per l'invio di una mail a un destinatario errato. Anche qui non basta dire il dottore ha inviato la ricetta a un altro paziente anziché a me, quindi l'altro paziente sa che io ho una certa malattia, mi ha prescritto un antistaminico, quindi sa che ho l'allergia da fieno. No? Chiaramente anche in questi casi occorrerà vedere se la violazione è effettivamente in grado di causare un pregiudizio ai diritti e alle libertà interessate. Quindi se appunto il dato che viene rivelato, l'informazione che viene rilevata, pur essendo appartenente a particolari categorie, è comunque di per sé non del tutto non idonea a causare un pregiudizio apprezzabile, magari il titolare sarà responsabile sotto il profilo amministrativo perché ha comunque violato le regole del GDPR, ma non sarà probabilmente responsabile per danni causati all'interessato, perché in RAPES, perché solo il fatto della divulgazione non è questo un elemento sufficiente a fondare un danno giuridicamente apprezzabile. Cosa diversa se invece la malattia è una malattia particolarmente grave o delicata, oppure se il personaggio magari è un personaggio pubblico, quindi anche lì in relazione al tipo di informazione che viene rilevata, magari rivelate il danno, il pregiudizio può essere superiore. Anche lo spam è stato oggetto di analisi da parte della giurisprudenza. C'è stata una Cassazione, una sentenza della Corte di Cassazione di qualche anno fa che aveva preso in considerazione il fatto se l'invio di mail indesiderate a un destinatario fosse o meno un fatto illecito che potesse dare luogo a un diritto a un risarcimento da parte della persona che riceveva mail senza il proprio consenso. E anche qui la Corte di Cassazione, pur avendo rilevato che questa condotta, no, l'invio di mail indesiderate, è comunque un trattamento illecito, ha detto però nel caso concreto questo illecito non è un illecito idoneo a determinare un danno giuridicamente apprezzabile, perché in quel caso erano state inviate 10 mail in 2 anni, quindi non c'era, come dire, nessuna afflizione per il destinatario, non era come dire, qualcosa idoneo magari a creare una certa afflizione, no? Costantemente, decine di mail, magari mi intasi la casella, mi impedisci di ricevere altri messaggi, mi crei un danno. Ecco, in questi casi, appunto, c'è una violazione che rileva sotto il profilo amministrativo, ma non una violazione che dà luogo a un danno che può essere poi fatto valere dall'interessato in sede civile. E poi l'ultimo profilo della responsabilità, la responsabilità penale. Anche qui, nel precedente testo del codice della privacy c'era un reato, che era un reato molto ampio, che era disciplinato dall'articolo 167 del decreto legislativo 196/2003, che prevedeva una responsabilità penale per violazione per trattamento illecito di dati personali. E c'erano anche delle sanzioni penali per l'adozione di misure di sicurezza insufficienti, che erano paragonate sostanzialmente all'omessa adozione di misure di sicurezza in ambito lavorativo. Ecco, con il GDPR si assiste a una sorta di depenalizzazione, cioè le sanzioni amministrative previste dal regolamento sono talmente elevate che in realtà sono di per sé stesse potenzialmente delle sanzioni di carattere parapenale. Hanno comunque un elemento afflittivo che porta a come dire, dover far fronte a una sanzione praticamente forte, no? Quindi per certi versi è equiparabile
a una pena quando è particolarmente elevata per i casi più gravi. Quindi il ragionamento che ha fatto il legislatore era non si può duplicare il trattamento sanzionatorio, quindi prevedere oltre a queste sanzioni così elevate anche delle sanzioni penali in senso proprio. E quindi con il decreto che nel 2018 ha modificato il codice della privacy, sono state riviste le sanzioni penali, è stato riformato il reato di trattamento illecito dei dati personali, dando una punizione, quindi una sanzione penale soltanto a i comportamenti più gravi. In particolare, l'articolo 167 oggi prevede 3 ipotesi di reato. In realtà poi ci sono anche dei bis per alcune ipotesi ancora più gravi, per esempio divulgazione di banche dati, cose di questo genere, ma insomma nella vita di tutti i giorni è più facile forse imbattersi nell'articolo 167 del codice della privacy. E come viene strutturato il reato oggi di trattamento illecito di dati personali? È un reato, vi porto il comma 1, i commi 2 e 3 sono molto simili come struttura, che dice: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o altri un profitto, ovvero recare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto da alcuni articoli del codice della privacy e puntualmente le norme che regolano il trattamento dei dati relativi al traffico degli utenti, le norme relative al trattamento dei dati di localizzazione e dall'articolo 130 relativo alle comunicazioni automatizzate, comunicazioni commerciali o di un provvedimento in tema di elenchi degli utenti, e in forza di queste violazioni arreca un documento all'interessato, è punito con una pena che in quel caso, nel caso del comma 1, è la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi. Quindi vedete una struttura particolarmente complessa del reato, quindi diventa anche difficile in molti casi individuare un reato, perché gli elementi costitutivi sono almeno 3, cioè c'è quello che viene detto un dolo specifico, cioè la volontà di trarre per sé o per altri un profitto che quindi è un vantaggio apprezzabile, o di arrecare un danno all'interessato, quindi un intento di lesione di beni giuridici dell'interessato. È richiesto che questo scopo si associ a un comportamento che si pone in violazione con alcune regole specifiche, che sono molto settoriali, quindi non genericamente un trattamento illecito in violazione delle regole del regolamento, ma soltanto norme puntuali. E non tutti trattano dati di traffico, dati di localizzazione, oppure fanno comunicazioni massive, che forse è l'ipotesi più diffusa che potremmo immaginare. E poi è richiesto anche che questo comportamento dia luogo a un danno all'interessato, quindi deve creare un documento all'interessato. Dicevo, è interessante il richiamo al 130 perché il 130 riguarda le comunicazioni commerciali, quindi ad esempio quella norma che vieta senza il consenso dell'interessato di utilizzare SMS, mail per l'invio di comunicazioni commerciali, consente in certi casi il cosiddetto soft spam nei confronti di alcuni dei clienti di un prestatore di servizi o un venditore di merci, ma capite, non tutte le attività di spam sono perciò solo attività penalmente rilevanti, perché è richiesto che oltre a violare le regole del 130 e operare con un fine di trarre profitto, io dico, se faccio le comunicazioni commerciali probabilmente lo faccio col fine di trarre profitto, ma anche lì appunto voglio trovare un vantaggio, no? Voglio vendere, voglio fine aumentare le mie vendite, voglio ottenere un vantaggio patrimoniale, ma è anche richiesto che questo comportamento arrechi un documento all'interessato. Quindi deve esserci anche lì una apprezzabile lesione di beni giuridici dell'interessato, quindi non basta il fastidio di ricevere la mail non desiderata. Anche lì evidentemente devono esserci delle conseguenze che hanno rilevanti per l'interessato. Quindi è molto difficile magari che da questo comportamento io arrivi a inviare dei messaggi di spam, arrivi a creare un danno all'interessato. Quindi la comunicazione dello spam magari sarà
un illecito sotto il profilo amministrativo, e quindi mi potranno dare delle sanzioni in base al GDPR, ma non mi potranno condannare per questo reato. Ci sono anche altre disposizioni, per esempio il comma 2 punisce il trattamento illecito di particolari categorie di dati, quelli relativi alla salute, alle convenzioni politiche, filosofiche, religiose, i dati biometrici, i dati, appunto, i dati giudiziari, quindi quelli relativi a condanne penali. Ecco, anche lì chi viola alcune specifiche regole di trattamento di queste categorie di dati può essere suscettibile di una sanzione penale, ma anche lì con specifiche condizioni. Così come anche il trasferimento illecito di dati verso paesi terzi, quindi prendere i dati e trattarli, spostarli verso paesi che non sono paesi dell'Unione Europea, in violazione delle regole del regolamento GDPR che disciplinano come il trasferimento può legittimamente avvenire, può dare luogo a una responsabilità penale. Ma anche qui si tratta appunto di ipotesi molto particolari che non sono sempre frequentissime, cioè quello che voglio dire, sono previste delle ipotesi di reato, ma puniscono dei casi particolarmente gravi. Queste violazioni, il trasferimento dei dati verso paesi terzi, è comunque sempre un illecito in base al GDPR, quindi sarò suscettibile di un procedimento sanzionatorio promosso di fronte al garante della protezione dei dati personali, ma non sarò magari passibile di sanzione penale. Quindi questo è un po' il quadro generale. Mi sono tenuto anche un po' breve, quindi se volete fare qualche domanda, se avete qualche osservazione, diciamo, di solito finisco sempre troppo a ridosso dell'orario conclusivo, quindi magari oggi abbiamo la possibilità di discutere un po' di più. E vi dovrebbe essere anche diffuso un link a un questionario di valutazione, nel quale potrete esprimere un giudizio sul webinar, come è stata l'esposizione, in modo da darci dei suggerimenti per migliorare nelle prossime attività. Sarà pubblicato sulla chat, credo, quindi compilatelo. E detto questo io vi ringrazio tanto per l'attenzione, vi riporto di seguito i miei dati di contatto se volete farmi qualche domanda, se volete approfondire qualche tema. Ti posso fare una domanda? Sì. Anzi, due. Allora, non ho condiviso lo schermo. Scusa? Non ho condiviso lo schermo. No. Scusate dirmelo. Vabbè. Non importa. Allora, capita spesso di ricevere, tu hai fatto l'esempio della sentenza della Corte di Cassazione, quella sulle mail infinite che arrivano, no? Però anche a me personalmente mi capita quasi tutti i giorni di ricevere SMS o telefonate da numeri di gente che non conosco, non so nemmeno chi sia. Allora in automatico il cellulare è stato impostato per lo spam e quindi quello in automatico non risponde. Però capita di rispondere a telefonate di qualsiasi magari call center o ditta che si trova nella parte più estrema dell'Italia, ma non solo, che mi voglia vendere qualcosa che a me non interessa. Allora, mi pongo sempre la domanda: come fanno questi ad avere il mio numero di telefono? Perché io di sicuro non gliel'ho dato. Giusto? Hai detto che potrebbe verificarsi nel caso in cui magari noi accediamo a qualche sito, ormai anche leggendo i giornali nel cellulare ti domandano l'autorizzazione alla privacy per poter leggere l'articolo, no? Tantissime volte però mi sono accorta che non c'è la possibilità di dire no, non acconsento, perché se tu non acconsenti non ti fanno leggere, quindi sei obbligata a dire di sì, oppure tante volte può succedere addirittura che si blocca il cellulare e fai anche fatica ad andare fuori da quella pagina perché in tutti i modi vogliono... Ecco. Allora volevo sapere se anche questo tipo di comportamento, cioè del fatto di non darti la possibilità di rifiutare o di scegliere solo in parte i consensi che tu puoi esprimere quando decidi di appunto o di leggere questi articoli o di fare qualsiasi acquisto nel web, magari
qualsiasi sito ormai ti domanda, se anche questa mancata quindi possibilità di rifiutare i cookie anche che loro ti propongono in parte o cosa, non possa essere intesa come una violazione della nostra privacy. Beh, sì, sicuramente è una violazione delle norme sui cookies. Ci sono delle norme specifiche che regolano questa materia. E tra l'altro da gennaio dell'anno prossimo entreranno in vigore delle linee guida del garante che dovranno proprio, alle quali tutti i siti dovranno conformarsi per rendere più facile la gestione dei consensi su questo tipo di traccianti, perché appunto i cookie sono, in realtà non si parla più solo di cookies, ma di tutti i sistemi di tracciamento delle persone, di profilazione, che vengono installati nei siti per trarre informazioni, no, sull'utente, Certo. su come, che attività fa, come si comporta, magari capire da dove viene, che cosa ha comprato prima di venire sul sito. Ecco. Già adesso in realtà tutti questi cookie dovrebbero poter essere rifiutati liberamente dall'utente. È previsto che insomma solo i cookies cosiddetti tecnici, solo quelli che raccolgono dati anonimi o che sono necessari per far funzionare il sito, non richiedono il consenso. Per tutti gli altri bisogna avere il consenso. È vero che i sistemi pop-up, le cose che compaiono, a volte sono macchinose, non si capiscono bene, non sono magari ottimizzate per i cellulari, quindi creano problemi. In questo senso sarà molto interessante il fatto che il garante abbia imposto di mettere in tutti i pop-up una X, no? In alto, no? Quindi un pulsante di chiusura, e quel pulsante di chiusura equivale al rifiuto del consenso. Quindi io potrò, una volta che mi viene presentata la richiesta, accettare tutti i cookies, gestire e quindi individuare quali accetto e quali no, oppure chiudendo, semplicemente dirò non voglio niente e quindi non potrò essere tracciato. Questo porta anche poi un po' una crisi di tutti quelli chiusi con questi sistemi, perché dovranno capire come continuare a raccogliere dati, ma insomma, come dire, la tecnica e il diritto che si rincorrono poi sempre reciprocamente. Sì, mi è capitato invece volevo partecipare a un concorso a premi, comprato un prodotto, c'era questo concorso che reclamizzavano, sono collegata a questo sito però appunto quando ho notato che l'utilizzazione dei dati potevano essere perché anche qua non potevi rifiutare, dovevi per forza accettare, altrimenti non ti facevano partecipare, che i dati venivano gestiti da server esterni, americani o russi, e una grande ditta italiana di prodotti pulizia per la casa. E qui mi sono fermata perché ho detto, Madonna, dove vanno i miei dati? Cioè, un conto è che bene o male, al fine solo della partecipazione di questo concorso, uno sia anche obbligato a concederli, ma che poi loro a sua volta si riservino di darli ai loro consociati, ai loro affiliati, a quant'altro che in tutte le altre parti del mondo. Cioè, mi sono fermata, non ho partecipato, ma sono convinta che più di una persona magari non ci ha pensato, sai com'è, e poi di conseguenza ti arrivano tutte queste mail, queste telefonate che magari non fai più mente locale da dove sono partite, perché quella volta hai partecipato a qualcosa del genere, insomma, sì. Sì, poi appunto non si sa quando queste informazioni, probabilmente i numeri arrivano da violazioni precedenti, esatto. È anche difficile rintracciare, poi quello è il problema, cioè a prescindere dalla norma, poi non si sa neanche dove cancellarti. Chi è responsabile, esatto. non è facile oggi. Non puoi neanche mandare la mail per cancellarti, faccio per dire perché hai cambiato idea, nel frattempo non vuoi più perché ormai hanno fatto il giro del globo, sì, un po' una cosa così, diciamo.